con Vestire di Ignudi, una rappresentazione autonoma del Teatro Pirandello. Giorno 22 si chiudono le rappresentazioni su appunto Luigi Pirandello. Si chiudono le celebrazioni per il 150° di Luigi Pirandello e parte questa bella produzione che nel 150° si è voluta realizzare, del fatto nuovo, per così dire, come è stato detto in conferenza da loro, storico per la città, perché è la prima produzione teatrale del Teatro Pirandello che andrà in giro per l'Italia e che troverà un momento, mi auguro, di apoteosi al Teatro Argentina di Roma. È un segno che il teatro è vivo, e l'altro elemento che mi piace sottolineare è che si tratta tutti di attori siciliani e nella stragrande maggioranza di loro agrigentini, che hanno dei percorsi professionali importanti ma che tornano ad Agrigento per animare questa bella produzione. Vestire gli Ignudi, conferenza stampa stamattina, apre e Sì. chiude le manifestazioni dedicate a Luigi Pirandello, un'autoproduzione agrigentina che sta avendo anche tanto successo e tanto richiamo nei vari teatri, non solo siciliani ma anche nazionali. Assolutamente, hai detto tutto tu, è proprio così. Andiamo in tournée marzo e aprile, abbiamo tantissimi bei teatri che ci aspettano e chiudiamo l'anno pirandelliano proprio grazie anche al MIBACT, grazie alla città di Agrigento, grazie agli sponsor che ci hanno sostenuto e grazie soprattutto al meraviglioso pubblico. Regaliamo questo spettacolo, diciamo così, a chiusura delle celebrazioni pirandelliane, così come Vestire gli Ignudi ha iniziato le celebrazioni il 18 febbraio scorso, le chiude il 22 dicembre alle ore 21 qui al Teatro Pirandello, in uno spettacolo che è assolutamente fuori cartellone, ci tengo a dirlo, una novità fuori cartellone e naturalmente la novità nella novità è la presenza della nuova protagonista, che è un'attrice tutta agrigentina, per quanto titolata all'Accademia Silvio D'Amico di Roma, per quanto abbia lavorato con grandissimi maestri, per quanto io l'abbia già incontrata nel mio cammino artistico qualche anno fa, una ragazza che meritava questa possibilità, perché è giusto che la città di Agrigento e il Teatro Pirandello cominci anche a dare lavoro ai propri talenti prima che vengano scoperti da altri. Dicevo prima che per me è stato quasi un sogno, perché onestamente non credevo che questa operazione andasse in porto, già inizialmente, e invece vedere che non solo è andata in porto, ma adesso viene riproposta per chiudere dei festeggiamenti e che è in vivezza, come diceva Gaetano prima, che il teatro è la vita, cioè non è la minestra riscaldata, per intendere, cioè, dice vabbè, che dobbiamo fare? Ma sì, facciamo per chiudere, facciamo questa cosa. No, perché infatti lo spettacolo, e chi l'ha visto veramente invito a rivederlo, perché secondo me è andato molto avanti, come deve essere, perché guai agli spettacoli che si fermano, quella è la morte del teatro, la morte dell'arte e la morte degli attori spesso, quindi ben felice di rifarlo e spero di avere la partecipazione di nuovo della città, che è stata bellissima l'anno scorso. Barbara Capucci in Vestire gli Ignudi, che dire? Che dire, dunque, niente, il mio personaggio è sempre quello di Onoria, la padrona di casa, quindi insomma comunque l'arrivo di Vittoria, oltre ad essere stato un piacere per noi, ci ha un po' rimesso pure in discussione, così come diceva Gaetano, quindi abbiamo anche studiato in maniera anche diversa, più approfondita i nostri personaggi e quindi appunto lo spettatore vedrà anche un altro spettacolo, non quello che aveva visto a febbraio scorso, per cui invito appunto le persone a venirci a vedere, perché insomma sarete anche sorpresi da questo nuovo spettacolo. L'attrice Vittoria Faro, agrigentina, quest'anno entra nella produzione teatrale appunto nostra locale di Vestire gli Ignudi, una cosa sicuramente emozionante anche dal tipo di intervento che hai fatto. Molto emozionante, diciamo, nel senso che vabbè, a parte il fatto, no, di essere ad Agrigento, una produzione agrigentina, tornare nella propria terra e ricevere questa grande opportunità con Pirandello e con un ruolo enorme, perché parliamo di uno dei pochi ruoli, diciamo, abbastanza giovani, no? Quindi una donna giovane in un Pirandello che regala tantissimo. Tantissimo, quindi un testo infinito. Il mio ruolo è Ersilia Drei, purtroppo il ruolo di una giovane donna che tenterà il suicidio più volte e alla fine ci riuscirà, quindi non è un ruolo felice ma al contempo regala una grande libertà d'animo, sì, spero che alla fine possa essere restituito questo, cioè una grande libertà.